Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato, Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato, di varie news di calciomercato che vi porterò quasi in modo giornaliero in questo mese di gennaio. Poi a febbraio ci sarà solo 2, 3, massimo 3 video settimanali riguardanti il calciomercato. Vabbè, pensiamo ora. Allora, è in corso la trattativa tra João Sanchez e il Napoli, che avevano un contratto già pattuito in estate, perché il Napoli ha provato a prendere già in estate per vari motivi che non posso dire, ma anche motivi che sono già usciti sui social. Non si è fatto però più niente. Però il Napoli sta riprovando in questa ultima settimana di calciomercato, sta riprovando a prenderlo. Poi Torino è su Noslin. Poi la Lazio è vicina a chiudere Maldini, centrocampista attualmente che gioca all'Atalanta, e se riesce a chiudere Maldini in una trattativa, cioè se entro domani, dopodomani massimo, la Lazio continua, cioè chiude Maldini, dà il via a Noslin per il Torino. Dà il via al Torino per trattative più approfondite e sono sicuro che entro sabato, se si sblocca la trattativa di Maldini-Lazio, Noslin sarà un giocatore della Roma. Poi può cambiare tutto, può pure sbloccarsi tra 10 minuti dopo aver registrato il video e Noslin va al Torino, che ne so, alle 8:30 di mattina, non lo possiamo sapere. Vabbè, poi Belajane ha detto di sì al progetto dell'Hellas Verona per un ritorno. Lui attualmente gioca nella Lazio. Poi Draw to Barcellona. Allora, Draw to Barça, here we go. Allora, cioè no, to Barça, to PSG, scusate, oggi mi sono confuso. Vabbè, va al PSG, nuovo giocatore del PSG, in arrivo dal Barcellona per 6 milioni di euro. Devo dire, grande acquisto per il futuro sia del giocatore che per il PSG, perché è un giocatore ma veramente forte. Voglio una cosa incredibile. Vabbè, tutti i talenti provenienti dal Barça sono forti, quindi stiamo parlando tra virgolette un po' inutile di sta cosa. Ma vabbè. Poi il Flamengo sta aumentando le trattative con il West Ham per Lucas Paquetá, che avrebbe già detto di sì al ritorno in Brasile, e il Flamengo ha offerto circa 40 milioni più uno di bonus. Ora è tutto nelle mani del West Ham, se accettare oppure chiedere qualcosina in più. Però secondo me, come ha fatto il West Ham, i presidenti del West Ham, andranno a chiedere giusto qualcosina, non niente di importante. Vabbè. Poi Milan sul giovane africano Malik Cisse, si chiama perfettamente. Ovviamente è solo un sondaggio per l'estate, non per questo calciomercato qua, perché è già finito, manca una settimana e 2 giorni più o meno, e quindi non penso che il Milan, con i tempi del Milan, lo riesce ad acquistare. Poi il Romagnoli è sempre più vicino all'Arabia Saudita, destinazione Arabia Saudita. Se avete intercettato la news, ieri è uscita proprio sugli account di Fabrizio Romano. Questa notizia la riporta anche Fabrizio Romano, che
la Lazio avrebbe messo furioso Romagnoli. Il è stato tenuto ancora da squadra, non so voi. Vabbè. Poi El Nessiri ha cambiato pista, non andrà più alla Juve. Poi non vi posso dire la squadra in cui andrà, però se siete attivi sul mio canale potete saperlo entro massimo mercoledì. Poi Mike Magnan rinnoverà col Milan fino al 2031, contratto quinquennale. Grazie a tutti per la visione, ragazzi. Come è stato questo video? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. E ricordo che questo video è fatto in collaborazione con The World is Football. Ciao, ciao.